Scorpione. Attenzione, qua pullula di scorpioni. Silvia che ha fatto già il cancro prima, adesso Scorpione. Ecco, Silvia è nata il 7 novembre, appunto uno Scorpione, 3 stelle anche per lo Scorpione. Qua, lo Scorpione quest'anno vive un anno di docce scozzesi, cioè tra il lusco e il brusco, in un certo senso, perché mentre ha Saturno in quadratura 90 gradi, reviso come era famoso, però c'è anche Giove nel segno. Giove è un pianeta che transita ogni 12 anni e rappresenta l'espansione, l'ottimismo, la vitalità, la gioia. Poi lo Scorpione, che è un segno che ama gli eccessi, deve stare attento perché potrebbe finire l'anno con qualche chiletto di troppo. Quindi, perché lo Giove dà un po' di... ecco. Si slarga un po', allora, si espande. Esatto, comunque sarà un transito che mette alla prova, perché appunto c'è Saturno in quadratura, ma che garantisce che tutto ciò che viene conquistato, e questo vale per tutti i pianeti di cui abbiamo parlato, tutti i segni di cui abbiamo parlato, con Saturno difficile, ecco, tutte le difficoltà che incontrerete quest'anno comunque sono delle conquiste per il medio e lungo periodo, quindi abbiate pazienza. Poi c'è l'opposizione di Marte dal segno del Toro che vi disturba fino ai primi 2 mesi dell'anno, quindi cercate di non litigare, lo Scorpione è un po' litigioso, cerca sempre lo scontro. Ho solo 2 sorelle. Ecco, siate un po' tranquilli, un po' calmi. In seguito però il clima si farà più rilassato, ci saranno meno tensioni nelle relazioni interpersonali e vi ritroverete a chiudere un ciclo della vostra vita. Ecco, questo è importante, si conclude proprio una finestra temporale ben definita e vi sentirete alla fine di questo ciclo rigenerati e pronti per ritrovare quel modo passionale che vi è proprio e che vi aiuta appunto ad affrontare particolarmente il settore sentimentale. Perfetto, beati gli Scorpioni. Caro Roberto, tu che segno sei, Roberto? Mi bilanciavo fra la nostra amica che aveva 2 bilance. Ecco, allora, adesso, dopo aver ascoltato tante parole del futuro del 2006, godemmoci con un pochettino di musica, vero? Infatti un po' di musica adatta a questo momento, musica natalizia con il Daigo Gospel Choir e un'altra canzone, cioè I Go to the Rock. When there's no foundation stable, I go to the
i pennottoli, bravi. Cioè, qua Segai in Truffoia, nel frattempo che noi ascoltavamo i nostri amici musicisti 4-4-8-8 Segai in Truffoia, un nostro amico che tutti quanti collega ciao a tutti. Anche diciamo, un inviato speciale, vero? Inviato speciale di Caccia Gossip, Occhi di Gatto alias Paolo Braghetto. Allora, femo vedere un attimino, se veniamo qua con calendario perché cosa è che ogni anno, quando che ora, seppete in tel muro il famoso calendario. Calendario tra l'altro di tose, tose, perché certo. Che si dice, se passa meglio le giornate, frattete cuate. E ho passato 3 mesi in mezzo a loro. Allora, io sono stato l'art director di questo calendario che è a Bellezza Padova nel 2006, facciamolo vedere, per il terzo anno, 12 donne, perché ci sono ragazze giovani ma c'è anche qualcuna oltre gli ENTA ma scusa, perché merita oltre gli ENTA assolutamente fino a Ianta canta, da Ianta nessuno canta più guru questo è l'uomo però ecco, se magari vuoi spogliare qualche mese magari facciamo vedere qualche subito, vediamo se troviamo le vecchiette calendario che tengono ancora botta, forza. Allora, sono ste galline padovane? Sono 12 ragazze, studentesse ma anche imprenditrici, anche libere professioniste che hanno deciso di farsi immortalare gratuitamente, perché è anche a scopo benefico il calendario per un'associazione, soprattutto per me che ho goduto della loro visione. Il fotografo, voglio ricordarlo, Edoardo Varotto, che è il suo primo calendario, ma mi sembra di poter dire che ha fatto un ottimo lavoro. Questo è invece il secondo calendario di Caccia Gossip? È il terzo, 2006. E dove si può trovare? Allora, innanzitutto si può trovare in tutti i locali sponsor, che vabbè qua sotto sono tutti citati, poi ci sarà un banchetto in piazza a Padova in questi giorni prima di Natale, e poi facendo richiesta direttamente al nostro sito che è www.cacciagossip.it. Pensavo di comprarlo al Fornaro, mio calendario, ho visto tutte queste belle fugazze, ora ho detto ringraziamo il nostro Paolo che ha fatto questo bel regalo. Non sta a portarlo via, se non è il calendario. Qua, anzi portano una coppia in più perché altrimenti dopo litigano. Gloria, continua. Questo rimane a te. Questo rimane a te. Grazie. Continuiamo subito con i segni zodiacali perché ne mancano ancora 4, gli ultimi 4. Allora, qui abbiamo Sagittario. Elena che rappresenta il Sagittario, nata il 7 dicembre, appunto, come tutti i Sagittari. Allora, il 2006, ecco, questo è un segno di fuoco, l'ultimo dei 4 segni di fuoco, che avrà un 2006 di fuoco, perché sarà un anno importante, raggiungerà gli obiettivi ai quali ormai non credeva più, dopo le rinunce e gli intoppi degli anni precedenti. Infatti le cose torneranno a girare per il verso giusto. Forse è una speranza, se sono ascendente Sagittario... Esatto, infatti volevo ricordare, non c'è stato tempo perché siamo andati un po' di corsa, di sentire anche il segno che corrisponde al vostro ascendente, perché l'ascendente determina il modo in cui vi rapportate con gli altri, quindi vi aiuta anche per capire meglio come andrà il prossimo anno. Velocemente, sarà un anno in cui si godrà dell'appoggio di Saturno, che intrigono dal segno del Leone, che aiuterà a mettere ordine nella vita dei Sagittari. Di solito la vita del Sagittario è una piazza d'armi, perché fa un sacco di cose, è ricco di energia, è carico di energia, e quindi quest'anno invece sarà un po' più maturo, un po' più determinato a raggiungere i suoi obiettivi, anche perché il Giove dal segno dello Scorpione lo aiuta a correggere il lato appunto più infantile e più immaturo del suo carattere. Scelte concrete per il Sagittario, 4 stelle. Passiamo ora al Capricorno. Capricorno è un altro così dei risorti. Qui abbiamo Silvia, vero? Nata il 7 di gennaio, 7 di gennaio, Silvia. In men che non si dica, le difficoltà degli ultimi 3 anni sono un ricordo, perché Saturno ha dato e tolto ormai quello che già voi conoscete. Adesso finalmente potrete rilassarvi un po', perché Giove ed Urano favorevoli vi spingono verso quei cambiamenti che avete, ahimè, rinviato fino ad ora. Via libera dunque a tutti i progetti di carattere professionale per i quali potete mettere da parte per una volta la vostra proverbiale prudenza, perché il Capricorno è molto prudente, troppo prudente, raggiunge sempre gli obiettivi a medio e lungo termine, però quest'anno si darà una mossa. Potrete godervi con gioia i piaceri della vita, un anno di espansione, e ricordatevi che Venere, il pianeta dell'affettività e del sesso, che non è Venere sabato domenica, no, esatto, ma è Venere quello godurioso, è in sosta nel segno del Capricorno fino al 5 marzo, quindi Cupido è in agguato per i nati sotto il segno del Capricorno.
Acquario. Passiamo ora ad Acquario. Quindi di interrompersi un attimo, perché la gente è una tefona per dire ma ste modè, ste tose. Chi sei? Da dove sei? Cosa sei? Ora? E infatti qua si chiama materializzato. Abbiamo prima visto un attimo un lampo. Paolo Despario, non so se Gavino t'ha, Paolo Despario è che sei un'altra persona. No, è che ha fatto a cura di Magrante e se spuntanea. E pare ringiovanio quasi. Niente po' di meno che Stefano Cecchetto. E chi è Stefano Cecchetto? Siamo un attimino a Sandro la presentazione. Presentami Stefano. Beh, intanto saluto Stefano Cecchetto, che avete detto ringiovanito, eccetera, eccetera, però soprattutto allungato, perché quasi tocca i 2 metri questo ragazzone. Non è un mando, vedi che lo mando. Grazie. Beh, come a Gloria, la mandona che è. Ecco. Sembrarci la mano. Stefano si occupa di moda e di concorsi di bellezza con un'agenzia. Sì, certo, con la Veneto Moda. Praticamente allora Paolo Braghetto ha portato il calendario, invece vi ha portato le ragazze che avete appena visto, insomma, quelle che gentilmente... Sei messa di appattinata e Mona Bea in carne e ossa. E te ne occupi con più concorsi, vero? Beh, io mi occupo di sfilate di moda, di concorsi di bellezza comunque, sono l'esclusivista di Miss Muretto di Alassi, ovviamente che è un concorso nazionale che va su Italia 1, poi di recente ho appena concluso con Miss Leone d'Oro, che è un concorso che abbiamo fatto a Venezia, al Palazzo del Cinema comunque, nel contesto della Gondola d'Oro. Tra l'altro qui, non so se possiamo fare questa cosa, avremo anche la Miss... Abbiamo anche la Miss Leone d'Oro 2005, Lara Rosso, che l'abbiamo portata qui con noi, adesso la vedremo insomma. Miss Muretto, che si chiama qui. Lei è la Miss Leone d'Oro. Miss Leone Lara d'Oro. Rosso. E che segno sarà Miss Leone d'Oro? Toro. Anche l'avevo per detto te, prima. Caro, non è che Infatti noi prima nel backstage abbiamo sentito un po' l'andamento del Toro, ma speriamo che comunque le previsioni non siano del tutto. L'ascendente è fondamentale. Ascolta Stefano, ti però sei qua per annunciare una nuova iniziativa. Esatto, a parte gli scherzi, noi siamo qui per un concorso nuovo che sarà Miss Televeneto. Sarà un concorso che io con la Veneto Moda promuoverò proprio qui a Televeneto, tra l'altro, e sarà un concorso in particolare. Esatto, e sarà un concorso nuovo da questo punto di vista, perché avremo proprio le ragazze che si sfideranno comunque in studio presso vari atelier comunque, e sarà proprio una gara proprio tra le 2 ragazze, per cui avremo una ragazza che si sfiderà proprio in diretta con un'altra, insomma. Chi vuole iscriversi cosa c'è da fare? Beh, le ragazze che vogliono iscriversi basta che, mi sembra ci siano anche i numeri in sovraimpressione da qualche parte, comunque basta che mandino una mail a checkfashion@tiscali.it, oppure semplicemente basta un sms, una telefonata al 392 74 28 29 8. Perfetto. Insomma, ne vedremo delle belle. Delle belle. E da votare sarete voi da casa, per cui mi raccomando, sarà proprio un concorso, il pubblico di Televeneto. Esatto, per cui il pubblico di Televeneto e di Sky 893. E di Sky 893 ovviamente. Comunque poi nelle prossime puntate rispiegheremo, ridaremo i vari indirizzi e numeri di telefono. Non so l'astrologo cosa dice delle tutte stetose, anche come direttore di Uno. In copertina di Uno abbiamo Anna Paola Xodo che... E tra l'altro è la terza classificata Miss Muretto 2005, Miss Vita da Strega. Quindi bella. Proprio abbiamo chiuso il cerchio qua. Abbiamo chiuso il cerchio. Tra l'altro, se concludo alla fine, insomma, per quanto riguarda Bellezza Venete, la vincitrice del Miss Muretto 2005, su ben 105 ragazze arrivate da tutta Italia, è una veneziana che si chiama Sarita Stefani, non dimentichiamo, che tra l'altro probabilmente l'avremo anche ospite quando lanceremo ufficialmente comunque questo concorso. A gennaio. A gennaio, per cui tra qualche giorno partiamo subito con le prime 2 ragazze. Benissimo. Allora, chi sono. Finiamo con i segni. Per chiudere il cerchio dobbiamo finire con i segni zodiacali, che mancava l'acquario. Mancava l'acquario e i pesci, ma possiamo che lasciar perdere. No, ecco l'acquario. Allora, sfidano Elena che rappresenta Capricorno e Leone d'Oro, rappresenta, ecco, con il coso dell'acquario, nata il 7 febbraio Elena. La lezione per quest'anno, ecco, attenzione perché gli acquari bisogna veramente spendere 2 paroline in più. L'acquario è, io lo definisco un segno precipitato sulla terra, no? Tutti noi abbiamo un amico o un'amica dell'acquario, e sono quelle persone un po', sempre con la testa un po' tra le nuvole, sempre molto attente a tutto ciò che è la nuova tecnologia, hanno i televisori al plasma, hanno